nome del tuo nome amato. Ringraziamoci, oh Padre, ringraziamoci. Alleluia. la mia ricompensa sei tu. Vista l'eternità in me, Gesù, tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Vista l'eternità in me, Gesù, tutto
consumato nella mia fede, non per ciò che vedo, ma per ciò che credo. Mi fisso lo sguardo sull'auto e consumato della mia fede. Fisso lo sguardo sull'auto, fisso lo sguardo sull'auto, fisso lo sguardo sull'auto e consumato della mia fede. Alleluia. Sul trono io vedo che seduto sta il grande Re di gloria. Dal trono provenivano voci e toni, lo spirito che copre la terra. Sul trono io vedo che seduto sta il grande Re di gloria. Dal trono provenivano voci e toni, lo spirito che copre la terra. Colui che era e che verrà, santo, santo, santo è il Signore. Giorno e notte cantano a Lui. Santo, santo, santo è il Signore. Colui che era e che verrà, santo, santo, santo è il Signore. Giorno e notte cantano a Lui. Santo, santo, santo è il Signore. Che ogni vita si pieghi e getti le sue corone. Udite la voce che dice Egli viene, che ogni vita si pieghi e getti le sue corone. Udite la voce che dice Egli viene, i giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. Che ogni vita si pieghi e getti le sue corone. Udite la voce che dice Egli viene, che ogni vita si pieghi e getti le sue corone. Udite la voce che dice Egli viene.
presto io vedrò il Re di gloria, presto io vedrò, presto io vedrò il Re di gloria, presto io vedrò, presto io vedrò il Re di gloria. Noi ti aspettiamo, ti desideriamo. Noi ti aspettiamo, noi affrettiamo il tuo ritorno, oh mio amato. Presto io vedrò, presto io vedrò, presto io vedrò il Re di gloria, presto io vedrò, presto io vedrò, presto io vedrò il Re di gloria, presto io vedrò, presto io vedrò, presto io vedrò il Re di gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. Più grande il tuo nome, è al di sopra di tutto. E i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, i governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano, Santo, tutta la creazione, Santo, esaltato sei, Santo, Santo per sempre. Il tuo popolo canta, Santo, sia Re dei Re, Santo, tu sempre sarai, Santo, Santo per sempre. Sopra di tutto, i troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è
sopra di tutto, e gli angeli clamano Santo. Santo per sempre, il tuo popolo canta, Santo sia Re dei Re, Santo, tu sempre sarai, Santo, Santo per sempre, tu sempre sarai Santo, Santo per sempre, tu sempre sarai Santo, Santo per sempre. Cantiamo insieme ancora una volta. Tuo nome è più alto, tuo nome è più grande, tuo nome Si trova nei domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto, e gli angeli Filippesi, capitolo 2. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. E trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e la morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. Può ripetere con me? Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. Non c'è nome più alto del nome di Gesù. Non c'è nome che resista davanti al nome di Gesù. Non c'è principato, non c'è potestà, non c'è angelo, non c'è uomo, non c'è malattia o infermità, non c'è nessuna turbolenza spirituale, non c'è
c'è depressione, non c'è ansietà, non c'è ostacolo, non c'è nessun impedimento che resista davanti al nome onnipotente di Gesù, perché Lui è stato innalzato da Dio Padre per la sua gloria, per il suo onore, e oggi noi siamo qua per onorare questo nome, il nome che è al di sopra di qualsiasi altro nome. Ma io voglio farti fare un atto di fede questa sera. Se tu credi in questa parola, se tu credi in quello che abbiamo appena cantato, che non esiste niente e nessuno davanti al nostro Dio che abbia la grandezza che il suo nome ha. Oggi non c'è la mia famiglia qua in chiesa perché siamo tutti ammalati. Io non sarei dovuto venire, sono venuto perché questo è anche il mio lavoro. Ma non ci siamo solo noi ammalati in questa chiesa, ci sono più di 10 famiglie che oggi non sono potute venire a causa di malattia. Ci sono famiglie che oggi sono presenti e che però non stanno tanto bene, con cui ho parlato prima del culto, sono state male, si stanno riprendendo, o qualcuno che ha cominciato oggi a sentirsi male. Ma io credo che il nome di Gesù sia più potente di ogni malattia. Io credo che il nome di Gesù sia più potente di qualsiasi infermità. E se tu credi questo e vuoi fare questo atto di fede per te, per la tua famiglia, per quei tuoi parenti che oggi non sono venuti perché sono ammalati e sono a casa, io voglio invitarti a venire qua davanti. In questo momento pregheremo per guarigione, pregheremo per cura da qualsiasi malattia, pregheremo per cura da qualsiasi infermità, e lo faremo nel nome di Gesù, perché nel suo nome noi possiamo essere curati. Non è a causa della bellezza della nostra preghiera, non è a causa delle nostre parole, è a causa del nome potente e onnipotente di Gesù Cristo. Se tu credi questo e tu o la tua famiglia avete bisogno di questa guarigione, se qualcuno nella tua casa, se qualche amico ha bisogno di questa guarigione, io voglio invitarti a venire qua davanti. In questo momento faremo questa preghiera innalzando questo clamore a Dio, perché nel suo nome noi possiamo essere curati. E finché la lode suona e lo Spirito di Dio si manifesta in mezzo a noi, noi innalzeremo un clamore al nome di Gesù. E io credo per fede nella potenza del nome di Cristo, che persone saranno guarite all'istante durante questa preghiera. Se tu credi, comincia a lodare, comincia a clamare il nome di Dio. Missionaria Marinei, puoi pregare per noi. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Tu conosci, Senhor, Tu conosci a necessità, Senhor, de ogni fratelli. Tu conosci, Senhor, a necessità, Senhor, da minha casa, da minha família, Padre. In questi momento, Signore, siamo todos lo stesso, Padre, in concordância, Padre, em espírito, em verità, Senhor, de clamare a Te, porque foi dito e foi declarado nesta noite que o Teu nome é além de tudo, Padre. E nós cremos, Padre, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que tudo, Senhor, dolore, que toda a nossa iniquidade, que toda a nossa enfermidade seja estado, Senhor, jogado sobre a cruz, no giorno que Tu, Senhor, entregasse, Senhor, o Teu Filho em favor, Senhor, de nossa vida. Porque se não fosse, Senhor, a Tua misericórdia, nós não saramos qua em questa sera, Padre. Mas com esta noite, Padre, eu te quero, Senhor, em nome de Jesus, que lá o Espírito de guarigione possa arrivar, Senhor, em ogni família, em ogni descendente
essência, aonde, Senhor, o sangue de ogni fratello que é questa sera qua, que está, Senhor, girando nella vena, Padre, della famiglia, tu possa entrar, Senhor, com a tua guarigione, liberando de ogni enfermidade, liberando, Senhor, de tutto ataque, Senhor, maligno, liberando, Senhor, de tutto male essere, Padre. Visita, Senhor, i bambini, visita le madri, visita i padri, visita le nonna, visita i zio, visita, Senhor, ogni questa sera, que la tua guarigione, que o Senhor entre, Padre, com espírito de guarigione, entra, Senhor, aqueles que sono malados, que sono magari, Senhor, dentro de um hospital, estão lutando, Padre, pelo respiro, sendo, Senhor, com este momento, respirando através do maquinário, mas teu poder, Senhor, o teu nome, a poder, Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão da tua chiesa, entra, Senhor, com a guarigione, no meio do povo que te clama, o povo que ha bisogno, Padre, de te, na essência de te não siamo niente, Padre, eu te ringrazio, Padre, porque eu credo, Senhor, que ognuno de nós avevemos, Senhor, uma testemunhança, que quando arriviamo in nostra casa, que questa unzione, Senhor, que sopra a nostra vida, porterà la guarigione ai nostri família, e nossos maridos, e nossos filhos, e eu credo no poder do teu nome, eu credo, Padre, em nome de Jesus, glória, glória, Jesus, 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 a tua chiesa é qua, e eu credo no poder, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Hanabasude Cantaramanaia, oh Manabasudere Cantaramanaia, oh Remalabasudere Manabalabalabala. Oh Espírito Santo de Deus, glória, glória, e potere, Deus, tuo nome è al di sopra di tutto, e gli angeli cantano, santo, 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 esaltato sei, santo, il tuo popolo canta, sia re dei re. Santo, Santo per sempre, tu sempre sarai, Santo, Santo per sempre, tu sempre sarai, Santo, Santo per sempre.
Gloria al suo nome. Gloria a colui che era, che è, che per sempre sarà. E che mai fa mancare il suo tocco, la sua provvisione nelle nostre vite. Quando noi andiamo a Lui con tutto il nostro cuore. Amen. Possiamo accendere le luci in questo momento. Vogliamo, prima di proseguire, a cultuare Dio attraverso ciò che Lui ministrerà alle nostre vite, nella Sua parola, nel ministero della predicazione. Volevo dare qualche avviso. Ci sono un po' di avvisi da dare. Settimana scorsa non abbiamo dati neanche uno, ma adesso dobbiamo cominciare a riempirvi un po' di avvisi per le programmazioni già dell'inizio di quest'anno. Chiedo un aiuto ai ragazzi da dietro. Primo avviso: costruendo un 2026 di conquiste, 12 giorni di preghiera. Ci uniremo insieme a partire da lunedì, quindi da dopodomani, alle 6 di mattina per 12 giorni, ogni giorno. Tutta la Chiesa è benvenuta, è invitata a stare presenti in questo tempo di preghiera. Sono 30 minuti, 40 minuti di preghiera, secondo quello che lo Spirito Santo ci darà, un tempo insieme come Chiesa la mattina su Zoom, quindi tutti quanti possiamo partecipare senza problemi. E il tema è quello che ci ha accompagnato anche durante il Capodanno, costruendo le nostre conquiste. Vogliamo cominciare già dall'inizio di quest'anno a costruire su quelle basi che l'anno scorso, negli anni scorsi, abbiamo lanciato in questa Chiesa, in questo regno di Dio, e quest'anno vogliamo costruire su queste basi. Cominceremo a costruire nel modo migliore possibile, pregando per questo. E quindi tutta la Chiesa è invitata, ma passeremo questi avvisi anche sul gruppo della Chiesa, ma tutti quanti alle 6 metteremo il link di Zoom sul gruppo della Chiesa alcuni minuti prima. Non mancate a questo appuntamento. Prossimo avviso: caffè con i pastori, domenica 25 di gennaio, quindi tra un paio di domeniche. Avremo un tempo qua in chiesa di conoscenza con quelle persone